When I look at this audience, Sì, quando guardo tutta questa gente mi sento intimorito, mi sento quasi umiliato di essere francese, because such an event perché un evento di questa portata sarebbe impossibile nel mio paese, for two reasons. per due motivi. The government Il would governo have tried to forbid it. che avrebbe cercato di proibirlo, e secondo, Economy and society è l'economia, la società, in such a state che of si total trovano in una disaster condizione di totale disastro, that people, al punto tale che la gente, anche i giovani, completely despaired. sono totalmente disperati. Again, E quindi Italians gli italiani are the sole hope sono of Europe. l'unica speranza dell'Europa. To what happens Contrariamente a quanto avviene in Francia, you try to voi fight cercate di the lottare total coup d'etat contro questo colpo di Stato totale che è stato pianificato a very long time ago molto tempo fa and enshrined e che poi è stato perpetrato the European Monetary Union. nell'applicazione dell'Unione Monetaria Europea. I shall try to explain Io cercherò di spiegare that the so-called sovereign crisis of sovereign debt che la cosiddetta crisi del debito sovrano è una menzogna, but it has been ma carefully planned. una menzogna attentamente pianificata Who built da coloro the European che hanno system? costruito il sistema europeo. What they had in mind Che cosa avevano in was mente? the creation Avevano in mente la creazione totalitarian un social order, nuovo ordine sociale totalitaristico, distruggendo la democrazia all kind of e social ogni legislation. tipo di legislazione sociale. And now E adesso the new treaty il nuovo trattato imposed by imposto our French president dal nostro presidente francese, Berlusconi che praticamente fa sembrare Berlusconi un santo, deprived ha privato of any kind gli of stati di qualunque tipo di sovranità, impose permanent imponendo deflation. una deflazione permanente. So, yes, my E quindi colleague sì, il collega qui aveva ragione. what the European Voi elite siete is afraid of. il peggior incubo della classe dominante europea. Of the people La reazione della gente che reagisce contro chi vuole dominare con la paura e l'ignoranza. E grazie a Paolo e grazie a voi siamo qui e grazie a voi c'è ancora speranza che la paura e l'ignoranza possano sconfiggere quello che possiamo definire il tecnofascismo, existent condition che è poi la condizione in cui versa attualmente l'Unione Monetaria Europea. Grazie a tutti e grazie all'Italia.
Siamo tutti senza parole, vedere quanta gente c'è qui stasera. Se l'avessi saputo che ci sarebbero state più di 10-15 persone mi sarei messo la giacca. Il nostro messaggio è molto semplice ed è per questo che fa tanta paura. Da Margaret Thatcher al presidente Obama ci hanno sempre detto che non c'era alternativa. E noi siamo qui e passeremo queste 2 giornate ripetendovi invece che l'alternativa c'è e vi diremo anche qual è. Stiamo assistendo a una lotta fra quello che sarà il resto del XXI secolo, creando un nuovo tipo di classe, una nuova classe che un po' ricorda le vecchie invasioni europee di 1000 anni fa. 1000 anni fa gli invasori del nord anche dell'Italia andavano, si impossessavano delle terre, delle strutture pubbliche con i mezzi militari. Ma oggi, fin da quando gli Stati Uniti hanno abbandonato lo Standard Oil nel 71, gli aggressori non si possono più permettere di fare una guerra militare. E quindi oggi che cosa abbiamo? Un nuovo tipo di guerra. È una guerra finanziaria. Con la privatizzazione, la finanziarizzazione, si può ottenere quello che gli eserciti ottenevano con la forza delle armi. Questa non è la lotta di classe di cui si parlava 100 anni fa. È una guerra finanziaria. È una guerra che gli economisti, contro cui gli economisti classici ci mettevano in guardia. 300 anni di economia politica classica perseguivano l'eliminazione dei proprietari terrieri e dei banchieri. 100 anni fa la gente parlava della tecnologia e nessuno credeva che gli interessi di alcune persone avrebbero permesso di reagire. Però una reazione c'è stata. Così come fanno i parassiti nella natura biologica. Io ho letto sui giornali italiani mentre ero in aereo che si parla tanto di parassiti. E la gente pensa ai parassiti come un qualche cosa che si appropria dell'energia dell'ospite, gli toglie la linfa vitale. Ma in biologia i parassiti intelligenti fanno un'altra cosa. Praticamente si impossessano del cervello dell'ospite e quindi fanno in modo che il cervello pensi che i parassiti facciano parte del corpo per essere protetti. In America il presidente Obama e il segretario di Stato Geithner dicono che l'economia non può sopravvivere senza il bailout delle banche, il salvataggio delle banche, senza il salvataggio dal debito, senza fare in modo da svergognare tutti quelli che si sono appropriati del denaro. L'economia produttiva, l'economia di consumo, la vera economia è stata sacrificata a beneficio del settore finanziario. Ma le cose non debbono necessariamente andare così, c'è un'alternativa e noi parleremo proprio di questa alternativa qui, nei prossimi 2 giorni. Siamo veramente senza parole nel vedervi qui così numerosi. Siamo felici però. Faremo del nostro meglio per spiegarvi
that there are many che ci alternatives, sono molte alternative and then it will be your turn to carry the fight on. e che poi sarà il vostro turno portare avanti la lotta.